Inchiesta Palude. Richiesta di rito immediato per i 4 indagati, tuttora gli arresti domiciliari, tra cui l'ex assessore Renato Boraso. Secondo la Procura di Venezia ci sono elementi sufficienti per andare direttamente a processo il 27 marzo, saltando l'udienza preliminare. Compariranno dunque davanti ai giudici, oltre a Boraso, gli imprenditori Fabrizio Ormenese, residente a Jesolo, Francesco Gislon, residente a Montebelluna, e Daniele Brichese, residente a Favaro, come l'ex assessore. I loro avvocati avranno 15 giorni di tempo per chiedere l'eventuale ammissione al patteggiamento a rito abbreviato, che nel caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena. Nelle scorse settimane ci sono già stati alcuni contatti tra i legali e i PM che coordinano le indagini, Baccaglini e Terzo, ma al momento non risultano accordi. A Boraso gli inquirenti contestano il reato di corruzione in relazione a somme di denaro che ha incassato tra il 2022 e il 2023 sotto forma di consulenze immobiliari fatturate dalle sue società, tangenti però, secondo la Procura. Secondo la ricostruzione dell'accusa, inoltre, Boraso sarebbe addirittura arrivato a intimidire la responsabile delle opere idrauliche del comune. L'inchiesta vede indagato con l'ipotesi di corruzione anche il sindaco Brugnaro in relazione alla vicenda dell'area dei Pili. Insieme a lui anche i suoi più stretti collaboratori, il capo di gabinetto e direttore generale di Cafarsetti Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Tutti chiamati a rispondere di corruzione anche in relazione alla cessione di Palazzo Papadopoli e a Ching, con una riduzione del prezzo iniziale d'asta avvenuta tra il 2017 e il 2019.